Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È difficile immaginare che i sindaci possano gestire il fenomeno migratorio da soli, appello dell'europarlamentare Laura Ferrara al Parlamento europeo. Per 17 anni ha finto di essere non vedente, percependo oltre 200.000 euro, scoperto dalla Guardia di Finanza, denunciati anche 2 medici che hanno redatto il certificato. Ricercato da oltre un anno, i carabinieri lo hanno beccato nella sua abitazione a San Luca. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 80.000 euro in contanti e documenti di identità contraffatti. I prodotti enogastronomici calabresi hanno suscitato grande apprezzamento tra gli operatori turistici britannici, l'evento organizzato per promuovere il Made in Italy. Presentato oggi il cartellone del Teatro dell'Unica, un mix di spettacoli tra tradizione e innovazione. Fabio Vincenzi, nel corso del suo intervento, ha ribadito che è uno dei pochi teatri che in Calabria esercita la funzione pubblica. Cosenza sconfitto in casa, finisce 3-2 per il Lecce. La partita al San Vito Marulla, i rossoblù partiti in svantaggio recuperano e pareggiano. Falco segna la terza rete che decreta il successo per i pugliesi. Intanto un'autorete beffa il Crotone. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura, la difficoltà dei sindaci nel gestire un fenomeno epocale che è il fenomeno immigrazione. Ebbene, c'è un appello al Parlamento europeo da parte dell'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara. Sentiamo. Il fenomeno dei flussi migratori al centro dell'intervento dell'europarlamentare pentastellata Laura Ferrara al Consiglio d'Europa di Strasburgo per la sessione della Camera delle Regioni, una problematica che tocca da vicino non solo la nostra Calabria, ma l'intero territorio nazionale, e i primi a fronteggiare l'emergenza sono i sindaci che molto spesso in solitudine sono costretti a gestire il fenomeno. Si ritrovano a pagarne lo scotto in termini di difficoltà gestionale sindaci e quindi amministratori comunali che si ritrovano a gestire flussi migratori, insomma, con numeri importanti, difficoltà da un punto di vista logistico, ma anche poi per tutto ciò che riguarda il percorso di inclusione sociale. Le sfide dell'accoglienza sono, ha detto la Ferrara, in una fase cruciale e di grande responsabilità. Ecco perché bisogna rivedere i pilastri del sistema comune d'asilo, il regolamento di Dublino e il regolamento procedure. Di cui peraltro sono stata relatrice, attendiamo ancora una posizione del Consiglio europeo, ovvero di tutti i paesi, perché il Parlamento europeo si è già espresso approvando il mio regolamento a stragrande maggioranza, cioè bisogna intervenire quindi su qual è lo Stato membro competente per esaminare la domanda di protezione internazionale e poi che tipo di procedure bisogna applicare per garantire speditezza, efficienza, ma anche tutela dei diritti di chi deve essere accolto. L'emergenza maggiore è data dai minori non accompagnati, tanti, troppi fuggono via e arrivano in cerca di un futuro migliore, ma quali potrebbero essere le soluzioni da attuare nell'immediatezza? I minori non accompagnati rappresentano forse la categoria più vulnerabile dei soggetti che arrivano dall'Africa e non solo. Diciamo, la problematica riguarda innanzitutto la presenza dei tutor, perché sono pochi, perché anche i tutor stessi hanno delle responsabilità a fronte poi di zero compensi, e poi le difficoltà logistiche, perché mancano spesso delle strutture, insomma, ricettive adeguate per accogliere appunto dei minori non accompagnati o anche dei minori che arrivano con le proprie famiglie. La soluzione dovrebbe essere un maggiore sostegno che parte dall'Unione Europea, perché ci deve essere, ripeto, questa consapevolezza a livello europeo non soltanto dell'importanza della cooperazione tra tutti i paesi, ma poi delle grandi difficoltà che vivono i territori, perché spesso è come se si parlasse in astratto, come se si scrivessero delle norme nei regolamenti disancorate dalla realtà
disancorate da ciò che poi quotidianamente vivono degli amministratori comunali. Quindi bisogna prendere consapevolezza di efficienza, concretezza e sostegno che deve essere dato a amministratori locali in primis. Cambiamo argomento. Ha percepito oltre 200.000 euro per 17 anni. Un finto cieco è stato scoperto dalla Guardia di Finanza. Nei guai sono finiti anche 2 medici per aver firmato i certificati. Vediamo. Guardate questo signore, ha 63 anni e come molti pensionati calabresi trascorre il proprio tempo libero in campagna. Cammina sulle strade sterrate e su terreni scoscesi, raccoglie frutti e li sbuccia, si ripara alla vista dai raggi del sole che lo infastidiscono filtrando tra i rami degli alberi. Tutto normale se non fosse che il soggetto in questione sia per l'INPS e da ben 17 anni un non vedente, titolare di un trattamento pensionistico derivante proprio dal suo status di invalido al 100%. L'uomo, residente a Rombiolo nel Vibonese, è stato filmato dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza che lo hanno denunciato alla procura insieme ai 2 medici responsabili delle pratiche che hanno consentito che ottenesse la pensione. Il reato contestato ai medici è falso ideologico. L'uomo è accusato di truffa aggravata in danno all'INPS per aver percepito indebitamente erogazioni per un importo complessivo di oltre 200.000 euro. Le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria, con appostamenti e pedinamenti, hanno consentito di sorprendere il sedicente invalido mentre svolgeva normali attività quotidiane non compatibili con lo status di cieco assoluto, riconosciutogli dal 2001. L'invalidità attestata risultava documentata dai certificati rilasciati dai 2 medici denunciati per falso, sulla base dei quali l'Istituto di Previdenza aveva riconosciuto la pensione di invalidità al 100% e pertanto anche l'indennità di accompagnamento. Sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalla Guardia di Finanza su richiesta della locale autorità giudiziaria, è stato notificato ai 3 indagati l'avviso di conclusione delle indagini, a firma del procuratore Benedetta Callea. Ora il falso cieco dovrà restituire all'INPS le somme percepite indebitamente. Ancora per la cronaca, i carabinieri di Locri hanno arrestato a San Luca Antonio Callipari, il 25enne legato per vincoli di parentela alla Cosca dei Nirta e latitante da oltre un anno per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in Lombardia. In casa aveva 80.000 euro in contanti e documenti di identità contraffatti. Al momento dell'irruzione ha tentato la fuga ma è stato bloccato e ammanettato. Vediamo. Si nascondeva qui, in questa casa a San Luca, Antonio Callipari, latitante da un anno e legato da vincoli di parentela alla Cosca dei Nirta. Quando i carabinieri di Locri hanno fatto irruzione, ha tentato la fuga dal retro dell'abitazione, ma è stato bloccato e ammanettato. Callipari era ricercato dal settembre del 2017, coinvolto nell'inchiesta Ignoto 23 condotta dai carabinieri di Milano che consentì di disarticolare una vasta organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Callipari era riuscito a sottrarsi alla cattura. Qualche mese prima, nel maggio del 2017, aveva minacciato la troupe della trasmissione Presa Diretta. Non tornate più a San Luca, se non siete morti, avrebbe intimato Callipari ai 3 reporter. In quell'occasione li avrebbe più volte minacciati per indurli a spegnere le telecamere e a cancellare i filmati. Nonostante la giovane età, 25 anni, Antonio Callipari, secondo gli inquirenti, avrebbe coordinato gli approvvigionamenti di cocaina e altre sostanze stupefacenti dalla Calabria alla Lombardia mediante l'utilizzo di apposite auto con doppio fondo in grado di movimentare fino a 50 kg di coca alla settimana. Nel corso delle indagini, tra l'altro, gli inquirenti hanno documentato numerosi viaggi proprio sull'asse Milano-San Luca che consentivano poi il rientro alla base operativa della Cosca di ingenti capitali provento dei traffici illeciti. Al momento dell'arresto, eseguito con l'ausilio dei militari dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Reggio, Callipari era in possesso di documenti di identità contraffatti che avrebbe utilizzato per i suoi spostamenti durante la latitanza. Nell'abitazione in cui si nascondeva, inoltre, i carabinieri hanno trovato 80.000 euro in contanti. Nel Vibonese, adesso esattamente a Pizzo, per un progetto Memoria e Legalità, creare la coscienza civica. Questo progetto appunto parte dall'Istituto Nautico di Pizzo, presente il questore di Vibo Valentia. Vediamo.
Il questore di Vibo Valentia ha deciso di avviare un dialogo con le istituzioni scolastiche attraverso la programmazione di iniziative volte alla crescita di una giusta coscienza civica negli studenti del territorio. L'idea è di un confronto diretto con gli studenti, mettendo insieme memoria e legalità. Noi vogliamo cercare di attivare un circuito virtuoso e non virtuale, e cioè legare i concetti della memoria e della legalità. La memoria significa raccontare, spiegare ai nostri giovani, agli studenti cosa è successo in Italia e cosa la criminalità organizzata e come la criminalità organizzata ha mutato l'andamento anche del paese. Però la memoria deve essere per loro importante, la conoscenza dei fatti storici per investire sulla legalità, e questo è quello che tentiamo di fare soprattutto con i giovani. E adesso le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Una piantagione di canapa indiana, circa 100 piante dell'altezza di 1,5 metri in pieno stato vegetativo, sono state trovate dai carabinieri di San Ferdinando in un campo agricolo adibito ad agrumeto a Rosarno. La piantagione è alimentata da un sistema di irrigazione collegato ad un pozzo presente in quell'area. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno trovato 3 sacchi di marijuana per un peso complessivo di circa 23 kg dentro un casolare vicino e adibito a deposito di attrezzi. Tutte le piante sono state sequestrate. Stava trasportando 9 cani da Crotone al nord Italia. L'uomo è stato fermato per un controllo dalle guardie ecozoofile della città pitagorica. Riscontrate alcune irregolarità, elevata multa di 1.000 euro. Marijuana in classe e nei bagni di alcune scuole superiori a Catanzaro è quanto emerso dai servizi antidroga dei carabinieri, che si sono avvalsi delle unità cinofile. 3 studenti incensurati sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. 9 persone sono state denunciate ad Acri, nel Cosentino, dai carabinieri forestali, che hanno sequestrato un bosco di 30 ettari di pino laricio. Operai, direttore dei lavori, progettisti e rappresentanti di una ditta dovranno rispondere dei reati di lavori abusivi, distruzione e deturpamento di bellezze naturali, falsità in atto pubblico. Il Made in Calabria conquista Londra. I prodotti enogastronomici calabresi hanno suscitato l'interesse degli operatori britannici nel corso dell'evento interamente dedicato alla promozione dei prodotti italiani nel Regno Unito. Vediamo. La Calabria è protagonista del Real Italian Wine and Food, evento enologico e agroalimentare interamente dedicato alla promozione dei produttori italiani nel Regno Unito. La location è il prestigioso Church House Conference Center, situato nel cuore di Londra, a pochi passi da Westminster. Qui a Real Italian Wine and Food sicuramente si esprime un aspetto importante, che è quello del food e del wine, dove l'Italia effettivamente è un paese all'avanguardia ed ha delle punte di eccellenza regionali, dalla Calabria al Piemonte, alla Sicilia. La manifestazione è aperta solo ad un numero limitato di produttori per consentire una vera interazione con gli operatori presenti. Aziende italiane dal settore dell'agroalimentare e del vino partecipano, siamo giunti all'8ª edizione, un'edizione molto importante che ha visto una bella delegazione di aziende dalla Calabria partecipare sia dal settore agroalimentare che da quello vinicolo. La Calabria, patria della dieta mediterranea e luogo ricco di tradizioni enogastronomiche, ha suscitato l'interesse degli operatori britannici. I nostri prodotti non sono semplicemente prodotti da gustare, ma hanno delle proprietà organolettiche importanti che prevengono le malattie cardiovascolari. Questa è la grande novità che oggi è venuta fuori. Raccontare la Calabria, raccontare il bello della Calabria, raccontare il buono della Calabria, ma soprattutto raccontare quello che per la Calabria è una eccellenza, quello che per la Calabria rappresenta appunto un progetto, che è quello di puntare sulla valorizzazione della dieta mediterranea di riferimento.
Apprezzati i piatti dello chef calabrese Francesco Mazzei, che a Londra ha aperto 3 ristoranti di successo, considerato il re dell'andugia, nelle sue preparazioni ingredienti esclusivamente calabresi. L'andugia, come il bergamotto, come la liquirizia, come tutti i prodotti grandi calabresi, sono i miei cavalli di battaglia. È stato abbastanza facile convincere gli inglesi, perché comunque sono prodotti di grandissima qualità e si vendono benissimo. È normale che poi uno chef li usi in maniera diversa o particolare e quindi crea quell'interesse verso il prodotto che lo fa commercializzare e vendere molto meglio, insomma. Un mix di spettacoli tra tradizione e innovazione, il cartellone del Teatro dell'Unical Fabio Vincenzi nel corso del suo intervento ha ribadito che è uno dei pochi teatri in Calabria che esercita la funzione pubblica. Vediamo. Si chiama Festivart Meridiano Sud 2018-2019 del nuovo cartellone della stagione di prosa e di musica in programma presso il Teatro dell'Unical, presentato oggi presso il TAU, Teatro Auditorium dell'Università della Calabria, una tradizione che si rinnova arricchendosi di nuove sfide e opportunità e che dà, se mai ce ne fosse bisogno, un ulteriore slancio al panorama teatrale di questa fetta di territorio. 15 o 16 anni che noi ogni anno con un po' di fatica, anzi per essere corretto, alcune volte con un po' di fatica, alcune volte più facilmente, con l'aiuto anche di enti esterni riusciamo a andare avanti. La stagione di quest'anno mi sembra estremamente interessante e si affianca anche a una stagione anche di musica classica, e poi vedremo di attivare anche delle rassegne nel cinema, insomma. È un'offerta culturale fatta all'università, ai nostri studenti, ai nostri docenti, al nostro personale, ma a tutto il territorio. Ma non è sempre semplice lavorare alle nostre latitudini. Le problematiche sono tante e tali, soprattutto per quel che riguarda la cultura. Viene meno la funzione dei grandi teatri pubblici perché vuoi per la crisi economica, vuoi per il disinteresse in alcuni casi, ma senza alcun velo polemico delle amministrazioni comunali, non esiste la funzione pubblica del teatro in Calabria. L'università della Calabria deve preoccuparsi di studenti e di tante altre cose, ovviamente dei dipartimenti, ma ha anche sin dalla fondazione, essendo un campus, uno spazio all'interno in cui ovviamente promuove la cultura, e con 2 teatri e anche e soprattutto 2 cinema, oltre agli spazi degli anfiteatri. Ecco le novità dell'edizione 2018-2019. La programmazione di quest'anno ripercorre quelle che poi sono le orme dei 5 anni a questa parte, perché ci sono esclusive nazionali, esclusive regionali certamente nella programmazione al 100%, provando ovviamente a coniugare la tradizione e il contemporaneo e quest'anno regalando anche uno spazio importante alla musica, quindi i grandi nomi, i grandi artisti, partendo dal 27 e 28 novembre con una regia di Fabrizio Arcuri, che è un nome importante del teatro italiano, con Claudio Santamaria e Marlene Kunz, poi arriveremo a gennaio con Gigi Locascio e Sergio Rubini, poi ci sarà un graditissimo ritorno di una coppia che è arrivata qui scoppiata, nel senso gli spettacoli sono stati prima quello di Fausto Rosalesi con il Piccolo Teatro e poi di Imma Villa con Scanna Suric, 2 spettacoli premiatissimi dalla critica nazionale italiana, che invece vedranno un unico spettacolo riuniti questi 2 attori, perché c'è un testo di Santarelli che si chiama Regina Madre e quindi una grande produzione. Un capitolo importante dedicato a Teatri Uniti e alle produzioni, anche probabilmente ospitando una mostra che forse è la più importante, perché sono i 30 anni del teatro italiano, i 30 anni di Teatri Uniti a Napoli, che è stata ospitata con una grande kermesse, di cui noi poi ospiteremo una sezione all'interno di questo nostro cartellone. Il liceo di Oppido Mamertina ottiene un bel riconoscimento, e tra i licei migliori della Calabria secondo la Fondazione Agnelli. Vediamo. Ha conquistato il primo posto nel podio dei migliori licei classici della Calabria. Si tratta del liceo ginnasio San Paolo di Oppido Mamertina, e a stilare la classifica è la prestigiosissima Fondazione Agnelli. È un istituto paritario di proprietà della diocesi di Oppido Palmi, nato 25 anni fa. Il preside dell'istituto, Don Alfonso Franco, non nasconde l'entusiasmo per la conquista dell'importante e inatteso traguardo. Si tratta di un vanto per la nostra chiesa locale, osserva il prelato, dal momento che l'istituto
istituto scolastico in oggetto è di proprietà della diocesi ed è affidato alla gestione del seminario vescovile. Arrivare primi in una classifica stilata da un istituto così prestigioso, quale la Fondazione Agnelli, aggiunge, è molto gratificante per il coraggio e i sacrifici realizzati per arrivare ad una tale impresa. Don Franco rivolge un ringraziamento a tutto il corpo docente e al personale amministrativo dell'Istituto San Paolo per il risultato raggiunto e una menzione particolare la fa a chi ha avuto la felice intuizione di istituire il liceo, da Monsignor Domenico Crusco al Vescovo Luciano Bu e all'attuale reggenza di Monsignor Francesco Milito. Una volta tanto, quindi, la piana di Gioia Tauro emerge per le sue energie positive espresse e non per quelle negative, per le tante problematiche che di volta in volta avviliscono questo territorio, un liceo classico primo in Calabria e un bel fiore all'occhiello da andare fieri. Lo sport, il Cosenza ha battuto in casa, finisce 3-2 per il Lecce la partita al San Vito Marulla. I rossoblù partiti in svantaggio recuperano e pareggiano, Falco segna la terza rete che decreta il successo per i pugliesi. Vediamo. Arachiri del Cosenza nella gara disputata questo pomeriggio al San Vito Marulla con il Lecce. I lupi nella 12ª giornata rimediano la prima sconfitta casalinga nel campionato cadetto, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Palermo. La squadra di Braglia mostra il suo lato peggiore in avvio di gara, giocando in maniera irriconoscibile rispetto alle ultime prestazioni. Il Lecce ne approfitta e proprio al 7° minuto passa in vantaggio con un gol di Venuti che gela gli oltre 7.000 spettatori cosentini. Il suo tiro dalla distanza è imprendibile per Saracco. Gli ospiti sono veloci e propositivi e 5 minuti più tardi trovano il raddoppio. Palombi in diagonale spedisce la palla nell'angolino basso e spegne momentaneamente le speranze di riacciuffare la sfida per i padroni di casa, che rischiano di capitolare. Per fortuna però i lupi tornano a reagire e cercano disperatamente, prima del riposo, di raddrizzare la sfida. Nella ripresa Braglia inserisce Baez e Maniero per uno spento di Piazza e Dorazio e la partita subisce un'accelerata con un forcing che porta prima alla rete di Tutino, che accorcia le distanze con un colpo di testa in tuffo al 21° e poi un minuto più tardi Maniero fa tremare le gambe ai salentini, colpendo dalla distanza l'incrocio dei pali. È il preludio al gol, il pari affidato, manco a dirlo, al solito Tutino che sale in cattedra, incrocia col destro e trafigge vigorito. Una gioia effimera che dura pochissimi secondi, visto che a spegnere l'entusiasmo arriva la terza rete ad opera di Falco. Il Lecce vola, mentre il Cosenza sfata il tabù casalingo e arriva alla sosta con una sconfitta che pesa come un macigno sulla classifica. Secondo me ci siamo ammazzati da soli. Purtroppo abbiamo fatto degli errori, abbiamo interpretato male la gara, abbiamo detto occhio alla velocità di Palombi, è tutta la settimana che lo diciamo che lo metteranno dalla parte di Pascali, perché se io alleno Lecce ce lo metto pure io, no? Perché è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse e noi l'abbiamo lasciato solo. Abbiamo sbagliato delle chiusure su anche chi gli metteva la palla, perciò i colpevoli siamo tutti, a iniziare dal sottoscritto. Però quello che mi fa veramente, al di là di tutto, hai ripreso una partita, ci vuole testa, ci vuole calma, perché purtroppo a noi come tira il vento ci fanno gol, è chiaro? Te puoi giocare come ti pare, puoi fare quello che ti pare, gli errori che fai, al di là di tutto noi facciamo delle valutazioni a volte nel corso della gara che sono sbagliate. Questo è il lato più brutto di queste partite, perché te vai dove vai, giochi, fai e poi come vieni via? Con 0 punti. Vuol dire che abbiamo anche i nostri cacchi, però i nostri problemini ce l'abbiamo. Questa squadra io la incontro da ormai pure l'anno scorso ed è sempre stata una squadra maschia, tosta, che gioca e si esalta nei duelli. Noi abbiamo cercato nei duelli di portare la qualità della giocata di prima e i primi 25 minuti giocando a un tocco che abbiamo alzato questa qualità è diventata molto più facile per noi.
potevamo chiuderla. La squadra è questa, quella del Cosenza, gioca così dall'anno scorso, quindi hanno fisicità, hanno duelli, la mettono comunque sui duelli e arrivano spesso su questi cross dall'esterno. Fanno meno trama di noi, meno costruzione, ma sono più ficcanti sugli esterni con questi cross. Avevamo preparato così e dovevamo essere un pochino meno lenti nelle uscite sugli esterni. Intanto il Crotone, un'autorete beffa il Crotone, vediamo. Le tante assenze, un alibi fondato, la sfortuna, un valido appiglio. Per il resto però il Crotone paga ancora una volta Dazio per un atteggiamento non in linea con le peculiarità della cadetteria. Squadra un po' molle che si adagia sugli allori, non ci mette la giusta cattiveria quando crea le occasioni da rete e si espone comunque alle scorribande degli avversari che prima o poi riescono ad avere la meglio. Anche con il Perugia, nonostante un buon approccio, infruttuoso, la squadra di Oddo non si è discostata molto dal copione rispettato durante la gestione Stroppa. È come se il cambio in panchina fosse riuscito a metà, perché continuano a ripetersi gli stessi errori. Certo, l'intervento di Kingsley su Faraoni sarebbe stato sanzionato da 9 arbitri su 10, ma anche questo fa parte del gioco e per Verre è stato un gioco da ragazzi battere festa. La reazione degli ospiti c'è stata e ha prodotto una chiara occasione da rete, sfumata per l'istintiva risposta di Gabriel al colpo di testa ravvicinato di Firenze. È un avvio di ripresa veemente, culminato con il rigore conquistato e trasformato da Simi, bravo a spiazzare con freddezza il portiere umbro. L'attaccante africano però è stato lo sfortunato protagonista del pareggio immediato dei padroni di casa. La sua inzuccata sul calcio di punizione di Falasco ha tradito per la seconda volta Festa. Il finale è stato arrembante da parte del Crotone e anche un po' confusionario. La palla gol più ghiotta l'ha avuta ancora Simi, ma Gabriel è riuscito a rintuzzare il tentativo. Con i rossoblù proiettati in avanti, il Perugia ha sfiorato il tris per 2 volte, ma i pugni di Festa hanno salvato la porta dalle conclusioni di Melchiori prima e Dragomir poi. Noi non avevamo sicuramente l'atteggiamento giusto, abbiamo sbagliato tatticamente a fare determinate cose che avevamo preparato in settimana e lo abbiamo fatto male, poi l'abbiamo aggiustata nel secondo tempo, è andata molto meglio. Avevamo preparato la partita con un certo tipo con un certo tipo di soluzioni che sarebbero anche venute se fossimo stati più veloci. In questo momento dobbiamo velocizzare molto di più il gioco, dobbiamo mettere qualcosa in più, perché poi alla fine sono partite che non vanno perse, perché poi alla fine ci siamo fatti gol da soli. Presentato a Paola un romanzo storico sulla vita di San Francesco scritto da Mimmo Abramo. Vediamo. Francesco, il mio amico tra terra e cielo, e questo è il titolo del nuovo libro di Mimmo Abramo, presentato a Paola nell'auditorium del complesso Sant'Agostino. È un romanzo storico che si intreccia anche con la storia personale dell'autore e con l'amore profondo che ogni paolano ha per il suo santo patrono fin dalla più tenera età. È una storia di amicizia tra 2 bambini, il protagonista è Lorenzo, un coetaneo di San Francesco e vicino di casa. Scopre all'età di 6 anni un amico insolito, un amico fuori dal comune, e lì nasce un legame indissolubile che poi porterà con sé per tutta la vita. Questo Lorenzo narra degli aspetti forse sconosciuti della vita di San Francesco, perché noi siamo abituati a conoscerlo da quando lui ha iniziato 14enne, 15enne, la vita eremitica, ma dalla nascita all'età di 15 anni si conosce ben poco, e allora ho cercato di portare attraverso le mie pagine a conoscenza dei lettori, anche se è appunto una storia romanzata ma tutto storicamente provato, un Francesco inedito, il mio amico tra terra e cielo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'intensa perturbazione che ha portato piogge rilevanti sul nord-ovest della penisola tende a colmarsi. Sulla nostra regione, a causa dell'isolamento di un minimo depressionario sulla Tunisia, avremo un fine settimana di spiccata variabilità, con possibili piogge a carico dei settori ionici. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani avremo condizioni di variabilità su tutti i settori ionici, con schiarite alternate ad addensamenti localmente intensi, associati a piogge tra deboli e moderate. Tra poco è parzialmente nuvoloso sulle restanti aree della regione. Temperatura generalmente stazionaria,
o in locale lieve aumento nei valori massimi sui versanti tirrenici. Analizziamo ora lo stato di mari e venti. Domani ventilazione moderata dai quadranti orientali con mare mosso lo Ionio Reggino e Catanzarese, poco mosso nei restanti settori. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.